Una scelta che va nella direzione giusta, anche se questo non significa la festa della liberazione, perché il virus è ancora fra noi. Così il presidente del Veneto Luca Zaia commenta lo stop alle mascherine all'aperto arrivato dal Comitato Tecnico Scientifico, fatti salvi ovviamente i casi di potenziali assembramenti. Soluzione quella del CTS invocata nelle ultime settimane dallo stesso Zaia con i colleghi delle altre regioni. Ma attenzione, dice il governatore, il dispositivo dovrà essere sempre a portata di mano da utilizzare in fila dalla spesa ai mezzi di trasporto. Zaia a questo punto chiede al governo di mettere nero su bianco la decisione e soprattutto la data del 28 giugno, insomma serve un provvedimento ad hoc. Governo che dal canto suo parla di responsabilità e fiducia con l'interrogativo delle varianti. Noi ci fidiamo degli italiani. Fino ad oggi abbiamo fatto un grandissimo lavoro, abbiamo diminuito enormemente attraverso un'accurata campagna di vaccinazione che ci ha portato oggi ad avere 46 milioni di somministrazione e ben 16 milioni di persone che hanno concluso il ciclo vaccinale. Resta un ultimo fronte, quello delle discoteche, che ha assicurato il sottosegretario alla salute Andrea Costa riapriranno entro il 10 luglio, ma criterio per entrarci sarà con ogni probabilità il Green Pass. Ed è su questo che i titolari di locali da ballo non ci stanno. Il riferimento è soprattutto la movida spesso incontrollata nei luoghi pubblici, come dimostrano i recenti fatti di Jesolo. Se io ho tutte le precauzioni e fuori dalla porta di casa mia c'è l'ammassamento di gente senza mascherine che ballano, cantano e si ubriacano, state a sentire, io non ci sto a questo gioco.